Ben ritrovati amici della Wii Sport e benvenuto al Don Peppino Cutropia all'interno della scuderia delle nostre squadre affiliate. Siamo al campionato di terza categoria, la 13ª giornata. L'ultima del girone d'andata vedeva la sfida dal centro di Milazzo tra il Don Peppino Cutropia, padrone di casa, di mister Camattari, e il Casalvecchio Siculo, capolista di questo girone unico di Messina per la terza categoria. Al primo posto, come detto, il Casalvecchio Siculo a quota 29 punti, addirittura a più 10 sulla seconda Real Zancle. Nell'ultimo turno hanno giovato del riposo previsto dal girone. Dall'altra parte risponde il Don Peppino Cutropia, padrone di casa, a quota 15 punti in classifica, al sesto posto a meno 2 dalla zona playoff. Nell'ultimo turno un pareggio contro il Real San Filippo. Affrontano dunque questo incontro i giallo-bianchi schierando Lombardo, Cangemi, Russo, Vitale, Cattafi, Camattari, Palombo, Romeo, Italiano, Feltrin e Danielli. Risponde il Casalvecchio Siculo con Colloca, Triolo, Ferraro, Smiroldo, Cicala, Spadaro, Giunta, Caminiti, Miano, Spadaro, Antonino e Vittorio. Siamo partiti con il racconto del primo tempo grazie all'ausilio delle immagini a cura di Andrea Stanni. Partiamo con questo calcio di punizione, subito traversa clamorosa da parte di Cicala del Casalvecchio Siculo, botta sicura con il destro, il pallone però si è schiantato sulla parte alta del legno della porta difesa da Lombardo. Dall'altra parte si fa vedere il Don Peppino Cutropia, il pallone finisce fuori area. Conclusione con il mancino che diventa un assist per un compagno, ci ha provato Palombo in questo caso, il pallone però è andato alto. Ancora Don Peppino Cutropia in maniera abbastanza fortunosa riesce a trovare spazio per una nuova offensiva in area di rigore. C'è lo scarico all'indietro per il numero 10 Feltrin, che però non riesce a trovare la via della rete. Riconquista valle il Don Peppino Cutropia, favorito dagli errori del Casalvecchio Siculo in fase difensiva. Ancora una conclusione dalla distanza che però si spegne sul fondo. Dall'altra parte il Casalvecchio sul calcio d'angolo sfiora il gol del vantaggio a botta sicura. Ci ha provato qui con il colpo di testa che però è andato di poco al lato. Don Peppino Cutropia che poco dopo troverà il gol del vantaggio. Dormita clamorosa da parte della difesa del Casalvecchio Siculo, ne approfitta il Don Peppino Cutropia per trovare il gol del vantaggio. Al minuto 24 lo segna Danielli, è 1-0 per la squadra di mister Camattari, abile a sorprendere la difesa del Casalvecchio Siculo. Festeggia insieme alla panchina Danielli, autore del gol dell'1-0. Dall'altra parte il Casalvecchio Siculo però sfiora il gol del pareggio grazie a questo tocco da parte di Miano, che però viene deviato da Lombardo in calcio d'angolo. Don Peppino Cutropia che adesso ci crede per fare questo importante risultato contro la capolista Casalvecchio Siculo. Il pallone viene messo dentro a botta sicura praticamente. Italiano non riesce a girare, non riesce a impattare con il colpo di testa e allora il Casalvecchio Siculo si rende pericolosissimo dall'altra parte trovando il gol del pareggio. Cross dentro da parte di Miano e la girata di testa di Vittorio al minuto 43 vale il gol dell'1-1. Tutto da rifare al centro di Milazzo. Ancora in chiusura di tempo il Casalvecchio Siculo in avanti, c'è questa conclusione dalla lunga distanza da parte di Cicala. La palla si abbassa pericolosamente nei pressi della porta di Lombardo. Finisce il primo tempo, duplice fischio da parte del direttore di gara. Il parziale vede il pareggio per 1-1 da Don Peppino Cutropia e Casalvecchio Siculo grazie alle reti segnate nel primo tempo, prima da Danielli e poi pareggiata da Vittorio. Con l'ausilio delle immagini passiamo dunque a raccontarvi del secondo tempo, subito pericoloso il Casalvecchio Siculo, il pallone viene messo dentro così, scaricato all'indietro, c'è il cross dentro da parte di Triolo, interviene male la difesa del Don Peppino Cutropia, arriva un palo clamoroso per il Casalvecchio Siculo che sfiora il gol del vantaggio a inizio ripresa. Erano passati solamente 2 minuti, ne basteranno altri 3 invece per creare la nuova offensiva che si rivela vincente. Palla dentro, il difensore del Don Peppino Cutropia allontana sui piedi di un avversario del Casalvecchio Siculo e si portano dunque in vantaggio gli ospiti. Al minuto 5 della ripresa è Ferrato a trovare il gol dell'1-2. Il Casalvecchio Siculo, capolista, cerca la prova di forza al centro di Milazzo. Nel frattempo nelle fila del Don Peppino Cutropia entra Emilio, sfiora il gol il Casalvecchio Siculo. Qui l'uscita di Lombardo è provvidenziale, dall'altra parte calcio di punizione, il tiro poi si rivela in un assist. Ci ha provato il giocatore del Don Peppino Cutropia, non trovando però la deviazione vincente verso la porta. Ancora la squadra di mister Camattari che adesso spinge alla ricerca del gol del pareggio. C'è questa conclusione proprio del neoentrato Mirio che però non riesce a trovare la porta. Doppio cambio, entrano con il numero 15 Criuello e con il numero 17 Di Pietro. Don Peppino Cutropia che si dovrà però nuovamente difendere dagli attacchi del Casalvecchio Siculo. Qui Lombardo in uscita e poi un calcio di punizione a botta sicura, ci prova con il numero 6 Spadaro, il Casalvecchio Siculo che però non trova il gol
che avrebbe di fatto chiuso i conti. Dall'altra parte sul finale ci sono un paio di occasioni invece per il Don Peppino Cudropia, con il neo è entrato Cangemi Andrea che ci ha provato alla distanza, poi c'è una rimessa laterale, il pallone finisce dentro, girata acrobatica, sfiora il gol del pareggio il Don Peppino Cudropia con il proprio numero 6 Cavattari, che in girata a un passo dal nuovo possibile pareggio. Triplice fischio, amici della Wii Sport, finisce 1-2 per il Casalvecchio. Il Don Peppino Cudropia nella prossima sfida affronterà l'Atletico Aldisio. Un cordiale saluto e alla prossima.